Buongiorno e benvenuti allo spazio Regione del Veneto, Veneto Film Commission. Sono Jacopo Chessa, direttore della Fondazione Veneto Film Commission. Passo subito alla presentazione degli ospiti di questa presentazione del libro L'occhio che ascolta, a cura di Marco Bellano e Marco Fedalto. Intanto ringrazio Marco Fedalto, che è la persona con cui sono in contatto, per aver organizzato questa bella presentazione. Devo dire che quest'anno allo Spazio Regione del Veneto abbiamo avuto tantissimi appuntamenti. Noi come Film Commission ne curiamo solo una parte, però insomma è stato cospicuo, e Marco mi ha scritto, non mi ricordo quando, sei stato il primissimo ad averci scritto per la presentazione, poi ci ha mandato tutti i materiali. Devo dire, è una presentazione su cui si lavora da tempo con una perizia e insomma scientificità proprio, per cui sono molto contento anche che ci sia pubblico e siate venuti. Allora, passo alla presentazione dei nostri ospiti. Marco Bellano, autore, Marco Fedalto, ecco, alzatevi, non lo so, ormai vi ho già nominati. Marazia di Astema, Massimo Privitera, direttore di Colonne Sonore, Pivio Pischiutto, noi ci eravamo conosciuti tempo fa, ti ricordi? Massimo Caminiti, presidente Cinit. Bene, allora, Marco, con chi partiamo? Ma direi che partiamo con... Io sono arrivato un po' in corsa. Sì, possiamo partire con Marazia, che è la casa editrice. Sì, partiamo con la casa editrice. Allora, questo volume, peraltro quando me l'hai mandato, come dire, è un volume molto corposo, pieno di documentazione, analisi. C'è un po' di tutto. Bene. C'è un po' di tutto. Innanzitutto un buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Vi ringrazio per essere presenti qui oggi. Diastema è una piccola casa editrice di Treviso, casa editrice musicale, attiva dal 1991. Nell'arco di questi 30 anni abbiamo proposto delle pubblicazioni selezionate di autori scelti, di trattatistica, narrativa, saggistica. Con questa pubblicazione, L'occhio che ascolta, siamo felici ed orgogliosi di aver avviato anche una collana dedicata alla musica per il cinema. Questo è un viaggio appunto di tipo sonoro-visivo, questo libro curato da due eccellenze del nostro territorio. Abbiamo il professor Marco Bellano, che è uno studioso e un esperto di musica per film, per il cinema. E poi il maestro Marco Fedalto, pianista e compositore anche per musica di audiovisivi. L'occhio che ascolta, un libro che appunto, come dicevo, è un viaggio, parte dalle origini, dal precinema, per arrivare al cinema sonoro. E chiaramente poi, come spiegheranno gli autori, non ha la pretesa di esaurire un argomento che è di per sé vastissimo, però vuole avviare una riflessione su un mondo affascinante che direttamente o indirettamente appartiene a tutti noi, appunto il mondo del cinema. Ci hanno aiutato, hanno collaborato nella realizzazione di questa pubblicazione alcune persone e alcune istituzioni che io desidero ringraziare. Allora, innanzitutto ringrazio Jacopo Chessa, direttore artistico di Veneto Film Commission, e poi il CINIT, che è l'Associazione Nazionale di Cultura e Promozione Cinematografica, nella figura del suo presidente Massimo Caminiti. L'Associazione Compositori Musica per Film, il cui presidente è Roberto Pischiutta, in arte Pivio. E poi Massimo Privitera, direttore della rivista Colonne Sonore. E poi il cofondatore dell'European Film Philharmonic Institute, Frank Strobel. Inoltre per il loro contributo un particolare ringraziamento va anche ad Alessandro De Rosa, biografo di Ennio Morricone, a Riccardo Gianni, Associazione Compositori Musica per Film,
e Anton Giulio Mancino dell'Università degli Studi di Macerata. Ecco, quindi adesso non mi dilungo ulteriormente per lasciare spazio appunto agli autori e agli altri ospiti. Vi dico solo che questo libro è un viaggio bellissimo che nel mondo diciamo così del cinema, quindi nel mondo visivo e sonoro, musica, immagini. E quindi lascio la parola agli autori e agli altri ospiti. Grazie. Allora, sì, anche io capovolgerei un po' la scaletta che ci eravamo dati per far parlare in effetti gli autori, per entrare un po' nel vivo del libro. Direi Marco, non specificherò quale, no scherzo, iniziamo da Fedalto che è quello che conosco. Allora, intanto come nasce questo libro, a che esigenze risponde? Magari ti chiedo, poi non è necessario che tu risponda a tutte le domande, magari ve le dividete. Qual è il panorama diciamo, bibliografico sulla musica per film e perché avete scelto di curare un libro di questo genere? Buongiorno a tutti. Allora, diciamo questo libro è sia divulgativo che specifico, nel senso che ha una parte diciamo, di storia, di analisi, anche di aneddoti che va incontro diciamo, molto tecnicamente ma ad un pubblico vasto come quello degli amanti del cinema, e poi ha un'altra anima collegata che è quella delle analisi più musicali. Queste analisi che abbiamo scelto con il collega Marco Bellano altro non sono che 19 film che non sono stati trattati moltissimo nella bibliografia e nella storia della critica, diciamo, cinematografica dal punto di vista musicale. Quindi è stata fatta una scelta, una cernita di questi film, partendo dal precinema fino all'estate di Kikujiro, 1999, musica di Joe Hisaishi, puntando su alcuni autori che sono dei grandi, ma che ad esempio come in The Plot Family, il complotto di famiglia, vedono autori come il più grande tra tutti noi, tra tutti i compositori viventi, cioè John Williams, collaborare con Hitchcock, ed è l'unica, dimmi se sbaglio Marco, l'unica collaborazione con Hitchcock, unica collaborazione tra John Williams e Alfred Hitchcock. Quindi è già questa la cartina di tornasole per capire la particolarità di queste scelte. Poi, certo, nel senso, ci sono dei film che si prestano più di altri ad essere analizzati e raccontati, ad esempio Ascensore per l'inferno è un bellissimo film, ha una bellissima musica, però obiettivamente, essendo per lo più frutto di un'improvvisazione notturna peraltro del compositore con la sua band, diciamo non c'è molto materiale su cui lavorare, e invece per contro Metropolis, secondo me il più grande capolavoro della storia della musica per il cinema, 1927, in cui ci sono fior di partiture, di revisioni storiche che permettono quindi a persone come noi che studiano il cinema dal punto di vista musicale di avere delle fonti attendibili, storiche, e quindi diciamo c'è un bilanciamento tra alcuni film comunque ricercati, se vogliamo, per essere analizzati, in cui c'è poco materiale, e d'altra parte invece c'è un surplus di materiale. Io questo potrei dire, diciamo, inizialmente. Sicuramente, diciamo, questo libro è uno strumento che serve alle persone che non sono musiciste, ma che semplicemente non è semplicistico, sono amanti del cinema in generale, per capire cosa c'è dietro un compositore, cosa c'è dietro la musica. C'è una figura, c'è un mestiere, c'è un compositore. Oggi abbiamo il maestro Pivio, presidente di HMF, e noi sappiamo bene quanto importante sia far uscire, oltre al regista, oltre al soggettista, oltre allo sceneggiatore, anche la figura del musicista. Perché oltre a essere coautore legale di un film, di un audiovisivo, è anche colui che in un certo senso narra qualcosa che altrimenti non si potrebbe narrare col solo audio fatto di parole, fatto di rumori. E quindi la musica come un attore invisibile che c'è e che ha dietro una troupe di persone capitanata da un compositore. Quindi diciamo questo è uno strumento per capire ancora meglio i grandi e i meno grandi, ma comunque grandi in ogni caso, compositori che hanno fatto di questi film dei cult.
Allora faccio una domanda a Marco Bellano. Intanto, che cosa vi ha guidato nella scelta, tu un pochino avevi accennato, dei film che avete preso in esame? E un'altra cosa che non è stata detta, ma mi sembra di capire quale sia la risposta: si parla soltanto di musica realizzata espressamente per film o anche di rapporto in generale tra musica e immagini, quindi anche musica realizzata precedentemente? Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, la scelta dei film è stata fatta in base appunto a questo criterio a cui accennava prima Marco Fedalto, cioè quella di offrire delle prospettive nuove, dei film che hanno un loro rilievo storico, quindi che hanno un valore. Esiste diciamo una letteratura critica su questi film, però dal punto di vista proprio dell'analisi della partitura scritta per appunto il film non c'è molto. Abbiamo voluto aprire quindi delle finestre che appunto hanno un'introduzione discorsiva, quella appunto che ho curato più io, la parte storica, la parte che vuole un po' indicarci la rotta in questo viaggio, e poi invece le parti più approfondite che riguardano passaggi musicali che vengono appunto estrapolati, commentati da Marco Fedalto, che servono appunto a mostrare il meccanismo per la prima volta, che è questo un po' che mancava nei confronti di questi film nella letteratura, cioè la mancanza di momenti in cui qualcuno ha aperto la scatola degli attrezzi appunto dell'analisi musicale e l'ha rivelata al lettore. Perché un altro pubblico a cui abbiamo pensato per questo libro, a parte gli appassionati appunto come si diceva poco fa, ma è anche quello degli studenti di quei conservatori e accademie musicali in Italia dove appunto viene insegnata la musica applicata, quindi appunto la teoria e la pratica della musica per il cinema e non solo, per l'audiovisivo nel senso più ampio. E qui appunto mi ricollego all'ultima parte della domanda, cioè sì, noi ci siamo concentrati soprattutto sul cinema per forza di cose, perché un'altissima percentuale della musica per gli audiovisivi è per il cinema ed è anche stata influenzata profondamente dal cinema, cioè anche quando si fa oggi musica per le serie televisive, che pure hanno un loro linguaggio audiovisivo specifico, però ci sono debiti che vengono dalla lunghissima pratica che i compositori hanno avuto sul cinema. Per esempio nel libro, nella parte sul precinema, che forse per alcuni sarà curiosa, sarà un po' una scoperta perché se ne sente parlare di meno, troviamo degli spettacoli di ombre, della musica per degli spettacoli di ombre, quindi per qualcosa che avveniva intorno alla nascita del cinema e anche un po' prima, al famoso cabaret Le Chat Noir di Parigi, dove appunto vi erano dei compositori che appositamente per questi spettacoli pensavano delle partiture che poi venivano eseguite in circostanze molto diverse da quelle della nostra sala cinematografica, ma anche la stessa sala cinematografica che noi consideriamo un dato di fatto, in cui noi entriamo, ci sediamo, guardiamo lo schermo e siamo in silenzio per tutta la durata del film, o almeno dovremmo essere in silenzio, poi non sempre la cosa viene rispettata, siamo al buio e poi ci si alza e lo spettacolo finisce. Ma è una convenzione, è un rituale che nasce circa una quindicina d'anni dopo l'inizio del cinema. E così anche la musica per il film, il fatto che sia registrata una volta per tutte, il fatto che noi quando rivediamo un film sentiamo la stessa musica perché è registrata ed è sincronizzata con quella che si dice la colonna visiva, che appunto è la controparte visiva della colonna sonora, che è quella dove sono registrate le musiche, i suoni, i dialoghi, che rimane invariata, il rapporto fra le due è invariato, ma non era così, non è sempre stato così, e anzi oggi che siamo in un mondo dove la fluidità dell'audiovisivo sta diventando dirompente anche per via del fatto che ciascuno di noi è in grado di produrre audiovisivi con uno dei dispositivi che appunto portiamo con noi, i cellulari, i tablet e via dicendo, quindi c'è una grandissima potenzialità di rielaborare quello che già vediamo, cioè il patrimonio di immagini e suoni che arriva a tutti noi lo possiamo prendere in dote e trasformarlo con la nostra creatività. Ecco, questo è un po' quello che succedeva anche alle origini del cinema, cioè quando il cinema era muto, come si dice,
ogni proiezione era un evento a sé stante, la musica veniva eseguita appunto dal vivo e certe volte, anche se esisteva una partitura scritta come quella di Metropolis che prima era stata citata, certe volte in alcune sale si poteva anche fare a meno della partitura e lasciare che invece il musicista di turno si facesse prendere dall'ispirazione e quindi improvvisasse oppure proponesse delle collezioni di brani di repertorio basate sulla sua personale esperienza. Quindi in questo libro cerchiamo anche di mostrare che esiste un collegamento fra un passato apparentemente lontano, ormai perduto, e invece il nostro presente e le pratiche che riguardano la quotidianità di ciascuno di noi. Grazie. Io passo la parola adesso a due altri musicisti, partendo dal presidente dell'Associazione Compositori Musica per Film, Pivio Piscutta. Intanto hai avuto modo di vedere le bozze o di sfogliare il libro? Onestamente? No, puoi anche mentire. No, l'ho visto adesso. Okay. Ho dato cioè, ci siamo sentiti con Marco, ovviamente, che conosco e che stimo come artista, e quindi conoscevo il contenuto, ma non nello specifico. Ho visto e mi sembra un'opera importante questa. È importante perché è scritta a quattro mani da persone competenti. Io ho visto un po' di uscite, diciamo, legate al nostro mondo, fatte da persone non competenti, e non so se hanno fatto un bellissimo servizio alla nostra arte. Invece qui, tra l'altro, ho dato una scorsa veloce anche a certi film e devo dire che è molto interessante la scelta che avete fatto, perché non è banale. E la musica non è banale, la musica è sorprendente, e quindi anche il fatto di scegliere un certo tipo di titoli lo trovo veramente interessante. Adesso hai nominato la parola liquido, non è forse questa l'occasione, perché questa è un'occasione appunto in cui si racconta un libro, ma temo che senza operazioni come questo e tante altre che sono vicine a queste, il senso della musica stia diventando più che liquido quasi gassoso. E io sono per l'idea invece della solidità. Questo è solido e mi piace molto, quindi ACMF, che è l'associazione di compositori di cui appunto Marco tra l'altro fa parte, e che all'interno ha grosso modo 150 persone, si batte anche per un recupero della conoscenza e una distribuzione della conoscenza della nostra arte. E questo sicuramente è uno strumento utile, appunto, e lo trovo utile sia da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista diciamo per le persone che sono curiose, no? Perché in effetti la cosa strana è che di colonne sonore se ne parla tanto, cioè è una cosa che attira, è un argomento interessante, però poi per qualche motivo che mi sfugge, forse conosco troppo bene ed è meglio non nominare, poi alla fine risulta sempre essere una cosa un po' molto collaterale, molto dimenticata, anche nelle grandi occasioni come la mostra del cinema, no? Invece questa occasione, per esempio, ribadisce la forza, la potenza evocativa e non solo di una colonna sonora, quindi io sono veramente molto contento di questo libro, grazie. Qual è la situazione in Italia adesso? Tu sei presidente di un'associazione di categoria, possiamo definirla, comunque sul piano tu dicevi che si fatica a dare un riconoscimento in qualche modo al ruolo del musicista per film. Sì, la risposta diciamo, è self-explaining. No, ma quali sono i campi di lotta, diciamo così, di scontro, di criticità? Sono molti. Allora, vabbè, c'è un aspetto che magari è un po' noioso per chi ci ascolta, che è un aspetto prettamente legale. Troppo spesso noi siamo coinvolti in operazioni senza avere le corrette tutele proprio legali per poter realizzare le nostre opere. C'è un problema di raggiungimento dei budget necessari per poter esprimerci. Ieri durante un incontro che abbiamo fatto raccontavo della necessità di poter fare delle scelte artistiche e le scelte artistiche spesso sono anche legate alla possibilità di accedere a dei budget che ti permettano di fare le cose.
banalmente, se io volessi fare una colonna sonora con un'orchestra, come si dice in alcuni generi, l'orchestra vuole pagata, cioè ed è un costo importante, no? Molto spesso noi non abbiamo accesso a questi budget e quindi siamo costretti a fare delle scelte artistiche che dipendono proprio dalla povertà del budget con cui ci muoviamo, e quindi invece che poter lavorare con un'orchestra magari andiamo a lavorare con un quartetto d'archi o con uno strumento solo, e non è più come dire, un pensiero artistico che sta prima della realizzazione, ma è una imposizione dovuta alla difficoltà di poter coinvolgere appunto personaggi. Ci sono molte difficoltà e devo dire che indubbiamente il cambiamento che è avvenuto in maniera esponenziale in questi ultimi anni verso un mondo dell'audiovisivo sempre più vicino alle piattaforme digitali ha dato, diciamo, l'ulteriore botta a questa faccenda, anche da un punto di vista espressivo, perché si stanno creando tutta una serie di meccanismi, diciamo, che portano un po' a una uniformità della proposta musicale, quando invece il bello di una colonna sonora, il bello di un compositore che lavora per le colonne sonore è proprio quello di poter immaginare mondi meravigliosi e sempre diversi. Quindi temo che appunto questa povertà vada avanti, quando invece abbiamo a disposizione persone fantastiche, preparate e che non aspettano altro che potersi esprimere al massimo delle loro potenzialità. Questa è una grande battaglia che è tecnica ma è artistica, perché poi il risultato lo senti nel momento in cui partecipiamo ad un film, possibilmente in sala. Devo dire che ieri ero coinvolto qua per un film che ho musicato ed ero molto emozionato perché era già parecchio tempo che era, scusa? Il Silenzio Grande di Alessandro Gasman. Il fatto di poter vedere una sala, diciamo, piena nell'ambito delle condizioni in cui possiamo lavorare adesso, insomma, vedere gli spettatori che tornano in sala è emozionante, e continuo a pensare che il nostro lavoro di compositori richieda anche spazi opportuni, anche da un punto di vista sonoro, perché non possiamo, adesso lì ho un telefonino, cioè l'idea di fruire un film sia come immagini che come suono in un telefonino un po' mi fa paura, ecco. Massimo Privitera, qual è l'importanza di un libro come questo? Intanto sei fruitore di letteratura sul vostro lavoro, tu sei anche regista come Pivio del resto. Allora, buonasera a tutti. Quindi allora, è io un doppio sguardo sul libro. Ho un passato abbastanza eclettico perché ho fatto il regista, il montatore, l'autore televisivo. Non sono un compositore, non sono un musicista, ma amo la musica da quando avevo 8 anni. Da 18 anni ho l'unica rivista ufficiale italiana dedicata a questo mondo straordinario, invisibile, ma in realtà molto visibile. Infatti mi ha appassionato tantissimo quando mi ha chiamato Marco per chiedermi la quarta di copertina, perché ho letto subito il titolo, ho detto L'occhio che ascolta, con le orecchie ben protese, perché effettivamente è un titolo molto accattivante. Però quando gli ho detto Marco, hai fatto insieme all'altro, i due Marco, avete fatto un'impresa titanica, perché effettivamente è un volumone che può anche uccidere se lo lanci a qualcuno, ma come il mio libro western, che sono 800 pagine ed è utile non solo come sottobicchiere. No, in realtà, scherzi a parte, con Colonne Sonore, con la mia rivista, abbiamo sempre a 18 anni a questa parte messo in chiaro che è difficilissimo parlare di musica, e di musica applicata ancora di più. Infatti Frank Zappa diceva che scrivere di musica è come ballare di architettura. Quindi infatti io faccio dei corsi per insegnare ai giornalisti, che sono per lo più incompetenti, per quelli che parlano di cinema, di scrivere di musica per il cinema, perché se sai parlare di un film non è detto che sai scrivere di quel film e di quella musica. Quindi faccio questi corsi, e devo dire che leggendo questo libro, non tutto nella sua interezza, perché ero in un periodo in cui stavo finendo un mio e ero su un set a lavorare, e ho detto caspita, avete scelto dei film che sono straordinariamente epocali, molti
che studiano nei conservatori, che vogliono fare i compositori di musica applicata, che vogliono diventare musicisti, non conoscono questi film, e purtroppo l'ho sondato di persona facendo dei corsi di musica applicata da un punto di vista musicologico, e quindi già da questo punto di vista hanno scelto dei titoli veramente pregnanti, ricchi e fondamentali, perché molti di questi autori, Bernard Herrmann, Gottfried Huppertz, poi parlavamo anche di Joe Hisaishi, che è il John Williams nipponico, anche John Williams stesso, ma non solo, degli autori italiani anche molto fondamentali, poi Charlie Chaplin, hanno insegnato come fare musica per le immagini, e molti oggi se lo sono dimenticati, perché molti oggi, quando vogliono fare questo mestiere, pensano che esiste solo da Hans Zimmer in avanti. In realtà c'è anche pre-Hans Zimmer. E poi conosco autori anche come Pivio che sanno veramente cosa vuol dire fare musica anche nelle situazioni più anomale, più difficoltose, però tirando fuori un proprio stile, quello che oggi molti credono che non serva più, e poi molti oggi devono combattere anche con oddio, c'è il tema in un film. No, il tema ci deve essere in un film quando è possibile che ci sia e che possa venire fuori. Infatti Pivio ha detto una cosa straordinaria: diamo spazio alla musica, perché effettivamente molti registi, molti produttori, soprattutto ahimè loro, non danno più quello spazio necessario che molti grandi registi del passato davano. Perché? Perché ricordiamoci che la musica per immagini, a differenza della musica tout court, quella in generale pop, rock, funk, quello che fa ancora più difficoltoso è dover dire il non detto, cioè dover esprimere ciò che il regista, gli attori e tutto l'ambaradan cinematico che c'è insieme in un film cercano di dire, ma che non potranno mai dire. È quello che viene in aiuto, che nobilita anche i film più brutti. L'ho scritto anche nella quarta di copertina. Sono dei film straordinari che ci ricordiamo come tali, ma in realtà rivedendoli oggi non lo sono, ma ci sono rimasti impressi perché l'80% di quel film, di quella pellicola, l'ha fatto la musica. E quindi la musica nobilita e aiuta il film perché dice quello che il film stesso non riesce a dire. Neanche il più grande regista, il più grande attore, il più grande direttore della fotografia. Quindi per questo è importante la musica applicata. E questo libro, a mio avviso, in una letteratura italiana ma anche mondiale, dove ci sono pochi libri effettivamente scritti così, con questa passione, con questa conoscenza, con questa approfondita capacità di farla capire agli altri, quindi andando contro quello che diceva Frank Zappa. A questo punto effettivamente è un libro che va letto non solo da chi vuole fare il compositore, il musicista, o chi si vuole semplicemente da cinefilo approcciare a questa materia, anzi è un libro a mio avviso per tutti, ed è un bel itinerario, un bel viaggio. Scoprirete degli autori incredibili che a mio avviso sono poco ricordati. Quando io pubblico nella mia rivista, o anche in pochi libri che mi danno la possibilità di contribuire dal punto di vista cinemusicale, cito questi autori, mi viene detto: ma tanto chi se li ricorda, e poi perché dobbiamo citarli? Come perché dobbiamo citarli? Cioè, se non citiamo Bernard Herrmann manca tutta la storia della musica per immagini, e Bernard Herrmann è il padre, se vogliamo dire, della musica applicata. Quindi come si fa a non studiare Herrmann? Loro tra l'altro hanno trattato il film che era Giasone, giusto? Che è tratto fantasy spettacolare, con Ray Harryhausen che curava tutta la parte degli effetti in stop motion, e io con Cetotti rimango basito quando, e poi chiudo perché sennò poi potrei parlare ore e ore, io ho una passione smodata per questa materia, e quando rimango allibito che ci sono alcuni ragazzi dei conservatori dell'Accademia che non conoscono Bernard Herrmann, non conoscono Psycho, non conoscono Hitchcock. Addirittura qualcuno mi ha detto: ma perché dobbiamo parlare dei film bianco e nero? Perché? Cioè, se non parliamo dei film bianco e nero manca l'80% del cinema e della musica per il cinema. Quindi questa cosa mi fa un po' imbestialire. Devo dire che ultimamente sto facendo dei corsi ai bambini delle scuole medie, delle elementari, e sono felicissimo di scoprire che molti genitori gli hanno fatto vedere Psycho, ma anche altri film di Totò, o anche, che possiamo dire, del neorealismo e tanti altri. Però effettivamente la cosa più importante è che se ne parli, e come diceva Pivio, da 10 anni a questa parte non è vero che le colonne sonore e la musica applicata è un argomento di nicchia, no. Pensiamo a tutti i cineconcerti, quelli dove viene fatta la musica con l'orchestra dal vivo in sincrono sulle immagini, ce ne sono tantissimi esempi. E poi
tante riviste per fortuna si sono un attimino svegliate, parlo anche di quelle blasonate che hanno delle rubriche di 3 righe, che è veramente una roba da offesa al loro mestiere, e ogni tanto fanno qualche intervista a qualche compositore, e non parliamo soltanto sempre e costantemente di Ennio Morricone, pace all'anima sua, ma non esiste solamente lui, abbiamo tantissimi altri autori stranoti all'estero che ci amano, che ci emulano e che soprattutto loro ricordano più di quanto facciamo noi. Quindi benvenga ragazzi, complimenti, avete fatto, non serve per uccidere ovviamente, ma per dare lezioni di vita e lezioni di musica applicata. Grazie, Chiudo Max. qui, basta. Come dicevi, di molti film si ricorda la musica che li ha nobilitati, di altri nonostante la musica sono diventati, io penso a Rossellini, tu dicevi il neorealismo, nonostante la musica di suo fratello, che guardi Roma città aperta ti viene male, però è talmente forte, è talmente bello il film che... No, è vero, è vero. Voi li programmate questi film nei cineforum, questi film di cui tratta, o siete solo sul contemporaneo? Qual è il vostro rapporto con la musica, presidente del CINIT? Si può... Sì, la nostra Massimo associazione è... Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti. C'è questo bellissimo sole a Venezia e per cui approfittiamo di dire buon pomeriggio. E la nostra associazione, CINIT Cineforum Italiano, è un'associazione di promozione culturale cinematografica, per cui abbiamo come confederazione oltre 50 cinecircoli sparsi in tutta Italia, che noi chiamiamo Cineforum o Cineclub per altri, e naturalmente programmano sicuramente dei film che sono sia contemporanei che anche film anche in bianco e nero o che fanno parte della storia del cinema. Naturalmente ogni cineforum è libero di fare la propria programmazione e di conseguenza c'è anche l'impostazione che è quella del cineforum, cioè vedere il film e poi discuterlo, cosa che si sta perdendo in quest'ultimo periodo. E molti cineforum, qui abbiamo il presidente di un cineforum di Lecce che da oltre 50 anni che opera sul territorio, mentre il CINIT proprio quest'anno compie 50 anni di attività, per cui promuove soprattutto il cinema di qualità. Questa è la cosa più importante, per cui fa rassegne, invita personaggi e personalità importanti del mondo del cinema. E fra le altre cose abbiamo avuto pure ospite in Sicilia Marco Bellano, perché c'è in corso un festival di cinema di animazione a livello internazionale, per cui viene curata anche la parte musicale, e per cui, essendo una associazione di promozione, ho avuto il piacere di collaborare, di supportare sia la casa editrice di Astema, una prestigiosa casa editrice, e anche questi due amici che sono due talenti, e perciò questo progetto, che era nato già parecchi anni fa, finalmente si è concretizzato e noi siamo orgogliosi di avere dato una mano per un libro di qualità. Io non sono un intenditore di musica, però sappiamo che loro sono due professionisti, soprattutto due professionisti seri. Questo è importante, già è stato accennato il fatto che ognuno si metta a scrivere, come noi facciamo in modo anche che ci siano facciamo dei corsi per recensori di film. Tanti ragazzini arrivano a 18 anni, qui dicono così, poi scrivono come finisce il film, mettono le parti superficiali di gossip, senza sapere la storia del film, senza sapere che prima di tanti personaggi importanti e famosi che vengono, diciamo così, conosciuti dalla massa, nel senso buono del termine, poi hanno fatto cose importantissime. Per cui insomma noi quest'anno abbiamo proposto al Comune di Venezia di dedicare una via o comunque uno spazio ad Alida Valli, e l'abbiamo inaugurata, e praticamente Alida Valli poi il comune di Como, diceva il nipote di Alida Valli, ha rifiutato di intitolare una via ad Alida Valli,
Perché la motivazione? Perché non è conosciuta, non la conoscono. C'è una che ha fatto 120 film, che ha avuto registi a livello... Ha rifiutato a Como, la città di Como, così ha detto il nipote, non il nipote, perché è stato fatto pure un video, un documentario sulla vita di Alida Valli. Lo sto citando per dire soltanto che ci sono dei film che molti sconoscono, c'è dietro ad ogni film uno staff importante, come anche il direttore della fotografia, tante volte molto importante, che dà lustro al regista, che se non lo supporta, insomma, può dare anche meno diciamo, importanza al film stesso. Per cui per quanto riguarda i film, sicuramente cercheremo anche di presentare il libro nei vari cineclub delle varie regioni. Desideravo solo dire che qui c'è un po' di CINIT in questa mostra di fotografie, che è curata da Carlo Montanaro, comunque sono tratte dall'archivio di Carlo Montanaro, che è il nostro presidente onorario del CINIT, e che ieri proprio mi ha scritto, è citato Camillo Bassotto, quello che ha fondato il CINIT, che era il responsabile dell'ufficio stampa proprio della mostra di Venezia. Perciò una grande tradizione che oggi viene, diciamo così, costellata anche dalla vostra opera, per cui vi auguro un successo futuro, insomma, ad maiora per le vostre attività e per le vostre realizzazioni. Grazie Massimo Caminniti, Presidente del CINIT. Abbiamo un contributo video, vero? Che vogliamo prima di chiudere far partire questo contributo? Abbiamo questo contributo video, dura circa 10 minuti, poi vedete voi se arrivare fino alla fine. Sarebbe importante... Marco, se preferisci domande o far partire il video? Per stare nei tempi, poi se no sforiamo, non è la fine del mondo. Marco, domando il video, nel senso che il video alla fine è un'intervista a Frank Strobel, che è un famoso direttore d'orchestra tedesco che ha fondato un istituto che ci ha aiutato, diciamo, nel capire alcuni passaggi di due film fondamentali che sono Metropolis, ed non è un caso che la copertina abbia il manifesto di Metropolis. È proprio per questo motivo, perché, diciamo, la più grande analisi, la più approfondita è stata fatta grazie al suo aiuto. Lui praticamente è la persona che negli ultimi 50 anni ha diretto, adattato, inciso la colonna sonora di Metropolis, quindi, diciamo, lui si identifica con Metropolis, ed è lui che poi nel 2007, dopo l'ultima, diciamo, adattamento a cura della Fondazione Murnau, ha diretto alla porta di Brandeburgo l'intero film concerto. Per cui, se volete, mandiamo, non so, 5 minuti, cosa dici, Marco? Visto che ce l'ha fornito, e poi per le domande rimaniamo a disposizione dopo il termine, per chiunque voglia, insomma, saremo qui in zona. Come preferite. Va bene, allora mandiamolo. Con il video, ok. È in inglese, vi avviso. Good morning, Maestro Strobel. It's a great pleasure to meet you. Allow me to introduce you briefly. You are one of the most experienced musicians in the field of film music. Furthermore, you are maybe the European pioneer of film concert, a special format where music and cinema live together in concert for all ages. Maestro, in the year 2000, you created the European Philharmonic Institute along with Beate Vakenting. And next month, September 22nd, you are going to conduct once again Metropolis at Alte Oper in Frankfurt with Hessische Rundfunk Symphony Orchestra. The question is, how has the film concert developed over the two last decades?
It started actually in the very late 70s when there were some concerts in Germany, but also in the UK, in some other countries, and it was very slowly because, of course, this genre, this métier, was mainly disappeared. When there was the invention of the sound film in the late 20s, the art form of silent film and music came to an abrupt end because of a technical invention. And after that, no one was thinking anymore about the silent movies as a full concept. Of course, we knew these films, not so much because a lot was also getting lost, the prints were getting lost and so on. But the silent films were always shown with music. With orchestras in the film palaces, with smaller groups, or even the piano player in the smaller venues, and that all came to an end in the late 20s. And then, after decades, there was a kind of renaissance. It started in the late 70s, and then it took a real big development because for people who experienced it again, that was totally clear that this is really a very great experience to see these films again on a big screen with the orchestras or an ensemble playing live to the films. And so I would say the Renaissance, the real Renaissance, started in the 80s, and especially at the place where I will now conduct again Metropolis in Frankfurt, in the Alte Oper. That was one of the institutions in Germany who started really to be to create a series with silent film concerts. And there was, for example, in 1988, a huge festival in the Alte Oper in 1 week where there was 25 concerts with orchestras, with ensembles. And there were ensembles like the Ensemble Modern, the Junge Deutsche Philharmonie, and so on. So that was the start. And with the European Philharmonic Institute, for us, that was actually a need, because worldwide there was not existing a kind of roof institution where you have the several departments to develop this genre of music and film. So what does that mean? In the institution, in the European Philharmonic Institution, there is, of course, the archives, there is the library, there is the music archive with scores, with performing materials. There is a department for the dramaturgy, so to develop new projects. That means, for example, when you especially in a silent film surrounding, you have to be in close contact with all the film archives. What's the new restorations? You have to be in contact with the publishers for the scores. You are with the composers, with and so on. So that is a big network you need to build up. And that is so there is a department in the Film Philharmonie, and there is, of course, the project management, because when I started, that was I always explained to the orchestras or to the venues how to produce it, and in that time that was analog time. So with the projection, 35 millimeters, with a good speed, and you need to have a good screen, and with the cush around, and so on and so on. All these things had to be cleared up, and I was at the point that I said we need an institution to bundle all of that works to keep a professional level, or to reach a very professional level with an institution where are working experienced people. Because my impression was in that time there was a lot of interest by concert houses, opera houses, orchestras, ensembles, festivals to show these pieces, and so it was necessary to have an institution like that. Very interesting.
And regarding to Metropolis, for example, let's retrace together a brief history of this masterpiece. It was premiered at the Ufa Palace in Berlin on the 10th of January 1927. And the same year, in March, the film was heavily cut by Paramount's editor. We started with 153 long-minute feature film. After the cut, it was 115 minutes, so it was cut almost 1/3 of the film. And during the 80s, Enno Patalas, the Munich Film Archives director, started a new analogic version of the film based on the documents found in Upart's estate, like manuscripts from Upart itself, for orchestra, for small orchestra, the solo piano reduction. Other documents like censorship card and the telephone Harbus script. So, if I remember well, it's the first time ever the film Metropolis contained written intertitles explaining missing scenes. Isn't that so? Your opinion? Yes, that was also that was a huge work by Enno Patalas, and for me actually that was very funny because I started to work with that version as well to accompany the film. And every time when I got the copy, the film changed because he was still working and overworking and so on. But indeed, that was really a big basis for the restoration of the film because. I myself, when I started to work with Metropolis, that was in 1983, so that's quite a long time ago. Wow. And now I have my 7th version of the film. Yeah. And so there were several steps. And Enno Patalas, that was really a big step because he was not only collecting a lot of material which we didn't know before, it was also really the scientific approach to come closer to the story, and that was the point with the narrating intertitles to tell people what was happening in between in the missing scenes, to understand better the story, because the story is a little bit confusing actually, and that was a big step. But later on, when there was the next step was the step from the analog restoration to the digital restoration. Thank you, Maestro. It was a great interview. I just want to remember that Maestro Strobel actively collaborated with me in the drafting for analysis and description of this volume, L'Occhio che Ascolta. Maestro Strobel helped me a lot to understand better some passages that were necessary to the correct interpretation to the soundtrack. Maestro Strobel, it was a great honor to have had the opportunity to interview you. Thank you so much for your time, and congrats again for your musical achievements. Thank you very much, and it was a pleasure for me too. Thank you very much. Me too. Allora, sì, ci avviamo verso la chiusura. Farei una domanda, chiedere al pubblico se ci sono domande. Qualcuno ha una domanda? Marco, volevi aggiungere qualcosa? Gli autori? C'è una domanda? Prego. Alessandro. Allora, io avevo letto degli appunti, avevo letto l'indice, già mi aveva molto intrigato. Poi ho visto la copertina, già avete messo Metropolis di Fritz Lang in copertina, già mi avete conquistato. Una curiosità proprio, come avete scelto, cioè, un autore tra questi che è Joe Hisaishi, che avete citato, che amo moltissimo, come avete scelto l'estate di Fujiro rispetto a tanti altri film? È una passione vostra, un aspetto musicale? E rispondo io per parte mia, è una cosa tecnica, nel senso piace a moltissime persone, è un grandissimo compositore, ma noi volevamo fermarci al 1999 e l'ultimo film degno di nota per quanto ci riguarda era questo. Sì, naturalmente non posso che confermare questa scelta e in realtà c'è anche pure un altro motivo. Abbiamo detto che
nella scelta abbiamo cercato di evitare sentieri già troppo battuti. Allora, anche se il film e la sua musica sono molto famosi, però dal punto di vista analitico non ci sono contributi, diciamo, che vanno a mostrare il lavoro che il compositore ha fatto dal punto di vista proprio della struttura, eccetera. E quindi era un'occasione che abbiamo scelto di cogliere. Di Hisaishi avremmo potuto scegliere uno dei tanti film che ha scritto per Miyazaki, per esempio. Sì. Però su quelli c'è già diversa letteratura. E qui, diciamo, sull'aspetto che riguarda il cinema di Kitano, abbiamo deciso di così dedicarci del tempo e provare, insomma, anche questa strada. E Marco, vuoi dire che, diciamo, la ragione tecnica era anche quella per cui i capitoli erano 4, ma noi siamo 2. E quindi a un certo punto l'ultimo capitolo, quello sulla multimedialità, l'abbiamo dovuto tagliare. Ma questo lo riprenderemo il prossimo anno, nel senso che il quarto capitolo era su tutto ciò che sarebbe avvenuto dopo il 2000. Forse ho fatto una gaffa, ma insomma, dicendolo... No, non è una gaffa, diciamo soltanto che il libro ha preso una struttura che è in sé conchiusa. Che però, diciamo così, inizialmente prevedeva appunto una parte finale più legata appunto anche a quegli aspetti più fluidi di cui accennavo all'inizio. Visto il volume del discorso, che come avete visto è diventato abbastanza corposo, alla fine, per ottimizzare anche diciamo così, l'utilizzo del libro come strumento anche per quegli studenti che appunto si spera lo sfrutteranno nei loro corsi di musica applicata, abbiamo deciso di dedicare a quell'ambito un capitolo a parte che appunto speriamo sarà una futura pubblicazione. Quindi è per questo che il libro si ferma e ha simbolicamente come pietra miliare il film appunto di Kitano Hisaishi lì proprio nel 1999. No, volevo fare io una domanda, se possibile. Vista la copertina e visto appunto l'incidenza che ha lo studio di Metropolis, vi è venuto il dubbio di affrontare anche la partitura di Moroder? Allora, un colpo, sì, se tu lo chiedi ai tedeschi ti sparano. Per me, diciamo, per mia natura musicale sono più vicino a questo tipo di scrittura, però invece per chi ritiene che le canzoni per il cinema, o meglio, come posso dire, a me non piace molto. Nel senso, quindi non lo prenderei in considerazione, nel senso che ha avuto un grandissimo successo, ha riportato quella versione degli anni 80-84 mi pare, 80, la versione del film di allora l'ha riportata in auge, però io l'ho visto anche più volte ma non ho trovato, diciamo, non mi ha appassionato quanto invece lo ha fatto con l'orchestra di Hupertz, cioè il compositore che poi ha realizzato nel 1926-27 tutta la partitura. Ma questa riguarda, non è una critica contro, diciamo, Mauro, che ha usato un tipo di scrittura, ha usato la canzone più che l'orchestra, se vogliamo, ma è proprio perché io intimamente sono più legato all'orchestra, tutto qua. No, c'è anche un'altra ragione legata proprio alla logica di questo libro, cioè noi abbiamo fatto un itinerario cronologico, storico. Quando abbiamo raggiunto il cinema muto abbiamo pensato di approfondire la maniera in cui questi film venivano appunto presentati a quell'epoca. Quindi avere Metropolis anche negli anni '80 sarebbe stato, per appunto mettiamo lo studente, un po' così disorientante. In realtà c'è un capitolo importantissimo, non in questo libro, dico, da trattare, che è quello delle rivisitazioni dei film muti da parte di compositori contemporanei, non solo da parte di compositori ma anche di compilatori, appunto, che prendono musiche preesistenti e quindi se noi prendiamo un film muto, diciamo che entriamo in una galassia di partiture, perché dalla prima che ufficialmente era per quel film
poi discendono proprio dal 1980 in poi, che è la data della rinascita della musica per il muto, con le giornate del cinema muto di Pordenone, poi dopo il cinema ritrovato a Bologna e via dicendo, con tutti i compositori che diventano una nuova scuola di professionisti del muto, che rinasce completamente. Quindi oggi c'è proprio una professione, possiamo dire, di specialista della musica per il muto. Però appunto ogni film diventa una grande quantità di film, perché c'è appunto un Metropolis del 1927, ce n'è uno nel 1980, ce ne sono altri, ce n'è negli anni 2000, nel 2001 ne hanno fatti anche al Festival del Cinema di Berlino, hanno fatto nuove versioni, quindi è senz'altro un argomento importantissimo e affascinante, però diciamo per l'economia di questo libro abbiamo scelto di metterlo un attimo da parte, anche se lo accenniamo il fatto che ogni film muto ha una vita che poi prosegue al di là della musica che ha avuto all'inizio. Grazie, è giunto il momento di chiudere, è una domanda molto molto rapida? Prego. Prego. Riesci a rispondere rapidissimamente che dobbiamo lasciare spazio a un altro evento? Sì, allora ce ne occupiamo per spiegare per esempio le intese che a volte sono nate fra compositori e musicisti solide, accenniamo a quella fra Hitchcock e Herman, paradossalmente poi dopo però trattiamo Hitchcock con un compositore diverso e Herman con un regista diverso, proprio per mostrare anche le personalità, quindi da questo punto di vista lo trattiamo, cioè dedichiamo dello spazio al fatto che esistono queste sinergie straordinarie, però valorizziamo anche l'indipendenza, mostrando che ci sono dei contributi che sommati fra di loro, quando un regista e un compositore si mettono assieme, quello che risulta è più della somma delle singole parti, quindi non c'è un capitolo specifico, ma l'argomento ritorna come filo conduttore, c'è senz'altro. Aggiungo, Grazie. se mi permette, solo una cosa in conclusione. Il volume è già disponibile nel sito della casa editrice www.diastemastudiricerche.org e nel giro di brevissimo tempo sarà disponibile anche in tutti gli store online. Grazie. Grazie agli intervenenti, agli autori. Grazie.